generale rinuncia all'appello contro la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta. Con il no anche dello stesso Turetta si chiude la vicenda processuale, soddisfatti i legali della famiglia Cecchettin, cristallizzata la premeditazione. Incendio devasta nel pomeriggio i magazzini Munari a Tiene, paura per la colonna di fumo nero, dipendenti evacuati e decine di pompieri in azione, danni ingenti alla struttura. Un'aggressione violenta a Pieve del Grappa, poi la vendetta dei rivali a Bassano, minacce col coltello, botte, umiliazioni tra giovanissimi, tutto ripreso con il cellulare, 8 minorenni denunciati, alcuni hanno 13 anni. Ladri in casa, non c'è pace nella Marca trevigiana, decine di colpi anche ieri sera da Cornuda a Mogliano, da Volpago a Monastier, paura e rabbia, danni e razzie, spariscono anche i ricordi di una vita. Regionali, gli sfidanti di centrodestra e centrosinistra questa mattina tu per tu con gli industriali veneti, intanto oggi il primo dei 2 giorni in Veneto per il leader della Lega in queste ore a Treviso. Rintracciato a Padova il figlio, oggi 67enne, di un musicista morto in Svezia durante il Covid che lo ha avuto in giovinezza ma non lo aveva mai riconosciuto e a cui voleva lasciare la sua eredità. Da domani e per ogni venerdì alle 13.30 e alle 20.10 su Antenna 3 appuntamento imperdibile in vista dell'apertura della mostra evento di Treviso da Picasso a Van Gogh. Marco Goldin svela la storia dei capolavori a Santa Caterina. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque, in primo piano la vicenda di Filippo Turetta, perché non ci sarà un processo d'appello al giovane per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Dopo l'imputato, anche la Procura di Venezia ha infatti rinunciato a ricorrere alla sentenza di primo grado. La condanna all'ergastolo di Turetta diventa dunque così definitiva. Dopo Filippo Turetta, anche la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia ha rinunciato a ricorrere in appello alla sentenza di primo grado che lo ha condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin. La prima udienza del processo di secondo grado, che a questo punto non si celebrerà mai, era stata fissata il 14 novembre. La rinuncia all'appello anche della Procura di Venezia, che chiude definitivamente la vicenda giudiziaria, è stata comunicata agli avvocati della famiglia Cecchettin, Nicodemo Gentile, Stefano Tigani e Piero Coluccio, che l'hanno definita coerente, giusta e pienamente condivisibile. Filippo Turetta era già stato condannato al massimo della pena e la sua rinuncia all'appello rende definitiva la sentenza di primo grado, cristallizzando senza più margini di dubbio, secondo gli avvocati, la sussistenza dell'aggravante della premeditazione tra le circostanze più gravi e subdole previste dal nostro ordinamento. Un aggravante che, secondo i legali, assume un significato ancora più drammatico in una vicenda omicidiaria caratterizzata di fatto da motivi abietti, arcaici e spregevoli, espressione di una visione distorta del legame affettivo e di un'idea di possesso che nulla ha a che fare con l'amore e il rispetto. La famiglia Cecchettin, hanno dichiarato gli avvocati all'ANSA, ha affrontato ogni fase del processo con dolore profondo, ma anche con straordinaria dignità. Oggi sente l'esigenza di voltare pagina, anzi di trasformare quel dolore in consapevolezza, affinché la società, a partire dai più giovani, possa riconoscere, prevenire e contrastare le radici profonde della violenza di genere. È una guerra tra bande quella scoperta anzi andiamo subito dal nostro Cristian Arboita a Treviso, anticipiamo la pagina politica perché inizia da 2 giorni di Matteo Salvini in Veneto e proprio il leader della Lega insieme a Cristian Arboita in Piazza dei Signori a Treviso. Buonasera Cristian. Buonasera Francesca, abbiamo bloccato il ministro Salvini che ringrazio proprio un minuto. Solo Salvini per voi. a Treviso per dire che cosa in vista del voto. La Lega vuole ritornare primo partito. Ma per ringraziare i trevigiani e i veneti, non tanto per i sondaggi che leggo, Stefani in grande vantaggio, Lega è primo partito. Però noi vogliamo mantenere gli impegni presi a Treviso, in Regione Veneto. Abbiamo il massimo dei cantieri, dei lavori pubblici aperti su strade, su ferrovie, sistemazione di case popolari, porti, aeroporti e quindi fra pochi giorni i veneti sceglieranno e voteranno. Certo Zai è stato un grande per 15 anni, ero oggi con lui, se le Olimpiadi dopo 70 anni tornano in Veneto e il Veneto torna a essere visto dal mondo, è merito della Lega e di Luca Zaia. Mario Conte è uno dei sindaci migliori che abbiamo e quindi di cantieri da portare avanti in zona ne abbiamo parecchi, quindi per me è un piacere e un dovere esserci, anche ricordando un grande come Gentilini, quindi spero che tanti trevigiani ci confermino come tutti i sondaggi dicono e poi si torna a lavorare
con Zaia, con Stefani, che è stato un ottimo sindaco, che è un ottimo parlamentare, che è un ottimo vice segretario della Lega e sarà un ottimo governatore. Quindi voi siete mobilitati per le Olimpiadi, infrastrutture in primis. Le varianti che non saranno pronte le farete lo stesso anche dopo le Olimpiadi? Parlo della variante per esempio di Longarone. Il bello delle Olimpiadi è che lascerà tante infrastrutture dopo il territorio. Le varianti del Cadore ci sono. A Milano il villaggio olimpico sarà il più grande studentato universitario convenzionato d'Italia con 1700 posti letto, quindi tante strade che attendevano in Veneto di essere fatte sono già in corso dei lavori o saranno in corso a Olimpiadi svolte. Una parola sull'autonomia, i veneti devono crederci ancora. No, siamo alla firma delle preintese, a giorni, e dentro la fine del mandato quello che milioni di veneti e di lombardi hanno votato liberamente a referendum sarà finalmente realtà e la gente toccherà con mano cosa significa, cioè se il Veneto gestisce bene può assumere qualche medico in più, qualche infermiere in più per tagliare le liste d'attesa, molto concretamente. Grazie Matteo Salvini, grazie davvero per la disponibilità. Francesca, per il momento è tutto, da Treviso a te la linea. Grazie davvero Christian per aver bloccato il ministro Salvini e averlo parlato qui in diretta con noi. Noi continuiamo, anzi torniamo alla cronaca, è una guerra tra bande quella scoperta dai carabinieri di Treviso tra Bassano e Pieve del Grappa. 8 i minori denunciati hanno tra i 13 e i 15 anni. Era destinata all'escalation, la spirale di violenza interrotta dai carabinieri di Treviso, con protagonisti dei giovanissimi, tutti di età compresa fra i 13 e i 15 anni, residenti tra la pedemontana trevigiana e l'area bassanese. Poco più che bambini, hanno inscenato una faida fatta di botte, umiliazioni, vendette reciproche. Ma andiamo con ordine. È il 26 ottobre quando nel parco comunale di Pieve del Grappa un 14enne, sotto la minaccia di un coltello, viene condotto da 3 coetanei in una zona appartata. È qui che scatta la violenza, calci, pugni, testate. L'aggressore in particolare è un 13enne, gli altri 2 amici fanno da palo e filmano con il cellulare la scena. Il giorno dopo è il 27 ottobre, la nuova imboscata, cambia la location, siamo in via Travettore a Bassano del Grappa. 5 conoscenti del ragazzino picchiato 24 ore prima convocano per un chiarimento il 13enne che da aguzzino diventa a sua volta vittima. Prima lo accerchiano, poi lo minacciano svuotandogli le tasche, schiaffi, sputi, offese, anche in questo caso ripresi con lo smartphone, ma quello che sembra un trofeo da esibire sui social diventa un oggetto schiacciante di prova man mano che quelle sequenze passano di cellulare in cellulare. In 8 vengono identificati e deferiti all'autorità giudiziaria minorile. Le accuse vanno dalla rapina aggravata alle percosse. Sta di fatto che spesso e volentieri vengono sì deferiti al tribunale dei minori, ma nel giro di poche ore poi vengono rilasciati. Quindi forse bisogna inasprire le pene anche per i minorenni, perché a questo punto oggi Bassano ha il problema legato ai minorenni che ne combinano di tutti i colori. Proprio a Bassano la prossima settimana ci sarà un comitato ordine pubblico con prefetto e questore. E questa questione dei minorenni del baby gang ovviamente la porterò alla loro attenzione, perché insomma è un fenomeno che va sicuramente represso sul nascere per evitare che poi questi ragazzini diventino dei veri e propri delinquenti in futuro. Sullo sfondo le aggressioni al centro studi della scorsa settimana, simili le modalità. Non si esclude che possano esserci delle relazioni con i fatti di Pieve del Grappa e di via Travettore, insomma una guerra fra bande. Le difficoltà ce le abbiamo anche in centro storico con questi gruppetti di Maranza, che anche questi sono tutti identificati, anche questi più volte deferiti al Tribunale dei minori, che poi anche di fronte ad accoltellamenti li ha rilasciati. Quindi penso che al di là del problema sicurezza delle forze dell'ordine ci vuole veramente un inasprimento delle pene. Vasto incendio nel pomeriggio a Thiene, praticamente distrutti i magazzini munari. Una colonna di fumo nero altissima, visibile a chilometri di distanza. Un violento incendio si sta divorando i magazzini munari di Viale Europa a Thiene, un negozio molto noto nel Vicentino per la vendita di giocattoli e articoli per la casa. La chiamata al 115 intorno alle 14. Le fiamme si sarebbero sviluppate nell'area dedicata alla ricarica dei carrelli elevatori, propagando un denso fumo all'interno del capannone. Il rogo si è esteso velocemente, imponendo la mobilitazione dei vigili del fuoco, 40 i pompieri impegnati con 14 mezzi, squadre provenienti da tutta la provincia ma anche da Padova e Verona con autopompe,
Sul posto è arrivato anche il personale dell'ARPAV per il monitoraggio ambientale, vista la tipologia dei materiali interessati dal rogo. In attesa dei risultati, il sindaco fa un invito alla popolazione. A scopo precauzionale invito tutta la cittadinanza, in particolare nelle zone limitrofe all'incendio, a tenere le finestre chiuse, disattivare gli impianti di ventilazione e condizionamento dell'aria. Vedete che i vigili del fuoco e le varie forze dell'ordine sono ancora qui sul posto per gestire l'emergenza, quindi raccomando di evitare la zona interessata per non intralciare le operazioni di soccorso e di limitare gli spostamenti all'esterno se non strettamente necessario. Le persone intanto sono state fatte allontanare dal luogo dell'incendio e i residenti indossano la mascherina per proteggersi. Perché adesso si sente un po' l'aria, un po' d'odore, allora i munari c'è tutta plastica, quindi presumo che tutto quello che ha bruciato sia nell'aria la plastica. Le cause del rogo restano da accertare, nell'incendio non ci sarebbero feriti, le operazioni andranno avanti ancora per molte ore. Ladri scatenati tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri nella Marca trevigiana. Io ho preso tanta paura, tanta, perché ho sentito mio marito urlare e non era un urlo solito. Ho detto, sto qua sta morendo, cosa pensi? Un urlo e il terrore che travolge la famiglia Moro nell'abitazione di Pralongo a Monastier. Marito e moglie sono in casa, sono circa le 18. Il marito sale nella zona notte per controllare un termostato quando si trova faccia a faccia con un uomo incappucciato. Ce lo siamo trovato dentro, mio marito, se l'ho trovato davanti. Poteva reagire e far del male a suo marito? Più che altro mio marito è cardiopatico. Bene, dobbiamo dire che è andata bene? Dobbiamo dire così? È arrabbiata. Tanto. Lui è scappato perché non mi ha affrontato. Le scampa. Il malvivente per introdursi in casa ha appoggiato la scala utilizzata dal signor Renato per potare gli alberi. Con un trapano a mano ha forato la finestra di un bagno, ha girato tra le camere da letto fino all'arrivo del padrone di casa. Mi ha preso un po' di scatole portagioie, ma mi ha portato via un cassettino del comò, che è un comò vecchio rimesso a posto. Cosa c'era nel cassettino? Non ricordo bene tutto, ma un biglietto scritto da mia figlia per la festa della mamma. E dispiace? Sì, perché me l'ero messo via. A quel punto il malvivente si è chiuso a chiave in bagno ed è scappato dalla stessa finestra da cui era entrato. Le viene giù per finestra, ha fatto un salto grande. Là le cascava per terra perché viene trovata una fedina e dopo la saltava a siepe e per i campi. Un incubo per questa coppia che fatica ora a riprendere la vita di sempre. Notte non ho chiuso occhio, ho dovuto prendere, adesso ho preso una tachipirina, sono rimasta forse, non so... Sotto shock. Pochi chilometri più in là, a San Cipriano di Roncade, in viale Trento Trieste, almeno 4 le abitazioni prese di mira, probabilmente da chi aveva agito a Monastier. Anche qui, per introdursi in una villetta, hanno usato un trapano a mano. Hanno fatto un disastro, racconta il proprietario, parlando di quello che i malviventi hanno lasciato dietro di sé. Stanza a soqquadro e nel bottino, ancora una volta, sono finiti i ricordi, gioielli appartenuti alla madre, venuta a mancare qualche tempo fa, della padrona di casa. Dolore che si aggiunge ad altro dolore. Quello stesso senso di insicurezza che vive la famiglia che abita in affitto in una villetta poco distante da qui. Ladri in azione all'imbrunire, dopo aver forzato una porta-finestra sul retro, hanno svuotato cassetti e armadi alla ricerca di gioielli. A sparire per sempre oggetti in oro appartenuti alla nonna e alla bisnonna, oltre agli orecchini della figlioletta di 5 anni. Il danno maggiore è che tutto quello che avevano hanno preso tutto l'oro. Danni fisici no, psicologici rimane. No, quell'ombra nera. Immagino che la signora aveva tutte le sue cose e adesso non le ha. Non tornano più. Sempre nella stessa serata, ma stavolta a Mogliano, diversi colpi segnalati. Nella frazione di Marocco, furto in un'abitazione di via Martiri Belfiore, mentre i proprietari sono a cena fuori. In pieno centro, invece, intorno alle 18:45, 4 uomini con il volto coperto da una calza si sono introdotti in una villetta di via Pavan. All'interno un'anziana di 90 anni. Gli uomini, ripresi dalle telecamere dell'abitazione, dopo aver scavalcato il cancello, hanno tentato di forzare un infisso. Attirata dal rumore, l'anziana ha aperto la finestra e si è trovata faccia a faccia con un uomo che prima le ha chiesto scusa, poi è scappato con gli altri complici a bordo di un'auto nera.
Cresce tra la gente, proprio alla luce di tutti questi episodi, la voglia di armarsi, ma allora l'avvocato Crea nel prossimo servizio ci spiega esattamente che cosa prevede la legge sulla legittima difesa. La norma, quando è stata modificata qualche anno fa, individua una presunzione di legittima difesa all'interno della propria abitazione. Però c'è sempre un limite, e il limite è quello di non eccedere la proporzionalità. Significa che se la persona che entra all'interno dell'abitazione non minaccia, non svolge degli atti né di violenza né di minaccia nei confronti delle persone che abitano all'interno dell'abitazione, o solo banalmente appena entrate fuggono, l'eventuale uso dell'arma potrebbe essere considerato sproporzionato. Proporzionalità, questa è la parola chiave quando si parla di legittima difesa in base alla normativa introdotta qualche anno fa. È l'avvocato Fabio Crea a fare chiarezza dopo la vicenda di Grignano nel Rodigino, dove un 68enne ha sparato al ladro entrato nel giardino della sua abitazione ferendolo ad una gamba. L'anziano non risulta indagato proprio per quanto previsto dalla normativa sulla legittima difesa del 2018. Credo che ci fosse un'assoluta proporzione tra l'utilizzo dell'arma e l'ingresso all'interno dell'abitazione, in coerenza con quello che è l'articolo 52 del Codice Penale. Un episodio che fa crescere tra i cittadini la voglia di armarsi per difendersi dai ladri che violano la propria abitazione, ma è necessario analizzare ogni caso a sé. Se uno entra in casa e non ha un'arma, io posso agire per primo? Si può agire per primo se la persona viene minacciata o viene aggredita o ritiene di poter rischiare la propria incolumità, la propria o dei propri cari. Allora in quel caso, proprio in virtù di questa presunzione di legittima difesa all'interno della propria abitazione, si potrebbe operare la scriminante della legittima difesa. Se invece il ladro che entra all'interno dell'abitazione, accortosi della presenza degli abitanti, scappa via e quindi ha un comportamento non minaccioso né violento, un eventuale colpo di pistola potrebbe essere considerato sproporzionato. Fin qui si parla di difesa della propria persona e dei propri cari, diverso quando si parla di difesa dei propri beni. E si innesta in questo caso una sproporzione di beni giuridici, nel senso che se viene per evitare la sottrazione di un bene patrimoniale si uccide una persona, questo viene considerata una sproporzione tra beni giuridici, anche se è avvenuta all'interno della propria abitazione. Quindi la proporzione e la scriminante della legittima difesa opera solo se la violenza e la minaccia viene effettuata nei confronti della propria persona o dei propri cari. Torniamo alla politica. I candidati alla presidenza della regione del centro-destra e del centro-sinistra, Alberto Stefani e Giovanni Manildo, hanno partecipato a Messi ad un dibattito sul futuro economico del Veneto, diversi i temi sul tavolo. Attualmente siamo sostanzialmente alla piena occupazione, ma soprattutto mancano quelle risorse umane che abbiano una formazione di tipo tecnico. Secondo il presidente di Confindustria Veneto, Raffaele Boscaini, la valorizzazione dei giovani attraverso un incontro mirato tra domanda e offerta di lavoro è una delle priorità della prossima giunta regionale. Più in generale, nell'Auditorium Cesare De Michelis dell'M9 di Mestre, l'Associazione degli Industriali ha sottoposto 22 strategie chiave per lo sviluppo della regione ai candidati presidente del centrodestra e del centrosinistra, Alberto Stefani e Giovanni Manildo. Le imprese stanno soffrendo. Parlo di burocrazia, parlo del tema delle infrastrutture, parlo del tema di politiche abitative e parlo del tema energia. Anche se non è di competenza regionale, noi vogliamo sottolineare l'importanza di affrontare questa tematica. Alberto Stefani, candidato presidente del centrodestra, ha proposto tra i primi provvedimenti un tavolo anti-sburocratizzazione e non solo. Garantire l'attrattività delle imprese, garantire la possibilità per i più giovani di rimanere all'interno di questo territorio. Noi abbiamo lanciato l'iniziativa Ecosistema 2530 per permettere dottorati industriali, una forte sinergia con il mondo dell'università e dall'altra parte anche una forte attenzione alla formazione tecnica e professionale. Giovanni Manildo, candidato presidente del centrosinistra, propone un cambiamento di sistema. È necessario fare un nuovo patto per uno sviluppo del Veneto che parte dalle infrastrutture ma che guardi anche a quali possono essere le capacità di sviluppo, perché abbiamo un indice di produttività al di sotto della media nazionale, perdiamo molti giovani, dobbiamo attrarre
investimenti. Per questo ho proposto l'idea di fare prima della fine della campagna elettorale un momento fondativo di ripensare lo sviluppo economico in Veneto. Il Veneto è una regione in crisi o una regione che rischia la crisi? È una regione, non mi piace parlare di crisi, quindi direi che rischia la crisi, rischia più che altro una marginalizzazione. È chiaro che economicamente parlando è una regione dove ci sono imprese molto importanti. Adesso siamo in un momento in cui, lo sappiamo tutti, i cambiamenti non solo si avvicendano ma sono sempre più repentini e veloci, e questo può mettere un po' in crisi appunto anche un sistema rodato. È stato rintracciato a Padova dalla trasmissione Chi l'ha visto il figlio, oggi 67enne, erede di Malcolm, un uomo della Guayana morto in Svezia durante il Covid, che lo ha avuto in giovinezza ma non l'aveva mai riconosciuto, ma a cui voleva lasciare la sua eredità. Di lui si sapeva pochissimo, solo che era vissuto a Trieste e forse a Padova, ma è proprio nella città del Santo che è stato ritrovato Marco, oggi 67enne, frutto di un amore di gioventù vissuto a Londra nel 1958 tra la sua mamma e Malcolm, musicista della Guyana, morto in Svezia per Covid nel 2021. Malcolm non aveva mai riconosciuto il figlio e aveva perso le tracce della ragazza italiana che aveva amato e che aveva fatto ritorno nel suo paese, ma non ha voluto ricordarlo nel testamento. Dopo la sua morte, l'appello della vedova per ritrovare quel bambino nato a Trieste nel 1958, e così si era rivolta a Chi l'ha visto per cercarlo. Dopo molte segnalazioni, le ricerche si sono concentrate su Padova e hanno trovato corrispondenze con Marco, che oggi ha 67 anni, è un soggetto fragile seguito dai servizi sociali, ma di carattere mite e molto studioso. È stato avvertito da un conoscente che gli ha recapitato una lettera con gli articoli di giornale a lui dedicati. La mamma gli aveva raccontato che era stato concepito a Londra ma nato in Italia, e con lei ha vissuto a Padova fino alla sua morte avvenuta negli anni '80. Un appuntamento imperdibile su Antenna 3 da domani e per ogni venerdì alle 13:30 e alle 20:10. A pochi giorni dall'inaugurazione della mostra evento a Santa Caterina, a Treviso, da Picasso a Van Gogh, storie di pittura dall'astrazione all'impressionismo, il curatore Marco Goldin racconterà in brevi pillole la storia dietro i capolavori in mostra a Santa Caterina. Appuntamento dunque da non perdere da domani e ogni venerdì alle 13:30 e alle 20:10, naturalmente su Antenna 3. E con questa notizia chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ora la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.